Amici, il titolo di questa puntata è Liberi sì, ma da se stessi. Parliamo dunque di libertà, chiaramente qualcosa di irrinunciabile, molto importante. Chi non vuole essere libero? Ma noi oggi diciamo un'altra cosa, essere sì liberi, nel senso che nessuno ci può condizionare, ma da se stessi. Don Salvo Bucolo, ben trovato, fra poco sveleremo il nostro ospite. Cosa intendiamo dire con liberi sì, ma da se stessi? Allora, in genere quando parliamo di libertà, intendiamo la libertà da tutto ciò che esternamente ci lega, ci vincola, ci condiziona e non è del tutto sbagliato, perché è chiaro questa idea di libertà è una condizione necessaria, però quello che vorrei dire in questa trasmissione non è sufficiente. C'è un qualcosa che, pur essendo liberi esternamente, ci blocca, ci vincola dentro di noi. Potrei dire una sorta di schiavitù, una sorta di gabbia che portiamo dentro di noi e che ci toglie il dono della vera libertà. Giustamente uno dice, ma in che senso? Perché ciascuno di noi porta dentro di sé delle ferite, delle fragilità. Potrei parlare moltissimo del campo affettivo, dei sentimenti, della propria storia, delle proprie origini. C'è tante situazioni che ci feriscono, che ci segnano così tanto e che ci tolgono quella piena libertà da noi stessi, perché questo nostro io si trova ingabbiato, incarcerato in qualcosa che ci blocca. Come se noi rubassimo la nostra stessa libertà? Esatto, è strano ciò che dico, perché noi pensiamo che sono gli altri che ci tolgono la libertà, che sono le cause esterne, invece noi stessi ci togliamo la libertà. Giustamente la domanda è come poter essere liberi da noi stessi, perché non si vuole soltanto fare un lavoro di diagnosi o un'analisi, ciò che a noi interessa è liberi sì, ma da noi stessi, come funziona questa roba. Ecco, allora io la prima cosa che vorrei dire è che per fare questo c'è una sorta, uso questo termine un po' insolito, una battaglia. Una battaglia che è una battaglia continua, una battaglia senza fine, ma avere consapevolezza che dentro di noi c'è questa battaglia interiore che tutti di noi siamo chiamati a fare è già un passo importante. Ecco perché in questa puntata ho pensato opportuno invitare una persona a me tanto cara, una persona che ha una storia straordinaria, di grandi scoperte, in cui lui non solo fa la sua battaglia interiore, ma anche lui si fa promotore di testimoniare, più che insegnare, di testimoniare come tutti siamo chiamati ad affrontare questa battaglia. Abbiamo qui il nostro carissimo Gaetano Luca, che ho invitato, e che ci racconterà non solo di sé, ma anche il suo contributo in merito a questa battaglia a cui tutti, nessuno escluso, siamo chiamati a fare e a vivere nella concretezza e nella realtà. Bene. Gaetano, ben trovato. E allora, come Grazie. si vive questa battaglia continua per conquistare questa libertà da noi stessi? Beh, dopo questa presentazione sembra che insomma, uno si aspetta un esperto di battaglie fisiche. Un supereroe. Esattamente, oppure un samurai con la fascia, o di battaglie interiori. In realtà non è così. Io quando ho iniziato la mia battaglia personale non ero assolutamente, non sapevo nulla di che cosa significasse combattere per la propria libertà interiore, e oggi ne so qualcosina in più perché ho iniziato a farlo. Io vengo da una famiglia, diciamo, tradizionale, potremmo oggi appunto definirla tra virgolette normale, in cui ho ricevuto un'educazione rigida come quella che i genitori di tutti i figli vorrebbero, quindi insomma, imparare ad essere bravi, ad andare bene a scuola, ad essere ubbidienti, diligenti. E questo una parte di me lo ha interiorizzato in modo non positivo, nel senso essere bravo per buona parte della mia infanzia e giovinezza ha significato essere bravo perché dovevo essere bravo, perché c'era qualcosa che dovevo meritarmi, che altrimenti non avrei invece avuto l'opportunità di meritarmi. E questo ha fatto sì che in me crescesse un problema di autostima, di bassa autostima, ero già da piccolo e poi
anche da ragazzo, adolescente e così via, segnato da un senso di mediocrità, nonostante in realtà effettivamente le cose attorno a me, la scuola, poi il lavoro andavano bene. E un senso di mediocrità che mi rendeva infelice. E mi rendeva schiavo, ovviamente, perché era la mia prima schiavitù era quella. Inoltre sono anche cresciuto in una famiglia con una predominanza femminile, con una madre iperprotettiva, come succede spesso nelle famiglie meridionali, ma in generale tutto il contesto familiare, le nonne, le zie, erano figure molto forti nella famiglia. E dico questo per introdurre un altro tema che ha caratterizzato il mio percorso, che è quello dell'attrazione per persone dello stesso sesso. Una cosa che ho fatto finta che non esistesse per gran parte della mia giovinezza, e anzi questo mi ha portato a credere che tutti i problemi che sentivo di bassa autostima, di infelicità, di insoddisfazione eccetera fossero legati a questo, al fatto che appunto non esprimevo come il mondo ci dice di esprimere la dimensione sessuale. Quindi qui stiamo entrando in un tema molto delicato, molto, come dire, dove noi chiaramente, Don Bucolo, non abbiamo pregiudizi, anzi li smontiamo, e quindi stiamo già affrontando un tema particolare. Esatto, il grande problema dell'affettività, grande problema della, possiamo dire, identità di genere e orientamento sessuale, no? Perché anche in questo c'è una battaglia cui tutti, nessuno escluso, tutti siamo chiamati ad affrontare, perché io sono pienamente convinto che ognuno di noi non basta nascere uomini o donne, maschi e femmine, ma bisogna possedere la propria mascolinità e la propria femminilità. Il prendere scontato per questo crea secondo me dei grandi disagi, per cui chiaramente in questa battaglia la propria mascolinità, la propria femminilità, che ciascuno di noi è chiamato sempre più a far sua, a capire, a possedere, diventa fondamentale, diventa vitale. E qui bisogna chiaramente liberarsi dai pregiudizi, bisogna liberarsi dagli stereotipi, dal fatto che è tutto ovvio, tutto scontato, quanto in realtà c'è il mistero grande che Dio ha messo nella nostra carne maschile e femminile. Quindi Gaetano prende atto di questa sua tendenza, questo suo essere attratto da altri uomini, e immagina che la sua felicità sia, come dire, realizzare il suo amore, la sua affettività incontrando l'anima gemella, ma che sia un altro uomo. Dico bene? Sì, in realtà non ho mai, non avevo questa consapevolezza, perché appunto avendo represso per buona parte della mia giovinezza questa cosa, non avevo questa consapevolezza. Però poi ho affrontato quello che oggi viene chiamato coming out, e quindi mi permette anche di parlarne liberamente. Ho sperimentato una grande accoglienza da parte della mia famiglia, cosa di cui sono molto, molto grato, e così ho sperimentato anche quella forza, perché se per 27 anni uno sente di avere una cosa che non ha mai detto a nessuno, un segreto inconfessabile, e poi improvvisamente lo esce fuori e lo vive, queste sono anche storie che si sentono abbastanza spesso, cioè si sente anche quella forza, dico finalmente sì, ho risolto il mio problema. Prima ancora c'è una forma anche di sofferenza, è all'ordine del giorno, le cronache ci raccontano di tanti ragazzini che non ce la fanno a superare questa fase, e quindi addirittura poi vengono bullizzati, vengono presi in giro, purtroppo nei casi più gravi arrivano pure a togliersi la vita, quindi è una fase molto delicata, quella non solo di prendere coscienza di questo, ma anche affrontare, come dire, il mondo esterno, no? A partire dalla propria famiglia e poi anche gli altri. Sì. Il punto è proprio questo, che appunto io pensavo che questo mi avesse portato a lasciare tutta quella sofferenza che c'era e che mi portavo dentro già da quando ero piccolo, come dicevo, ma in realtà non è stato proprio così. Questo entusiasmo è durato poco,
e mi ha fatto, come dire, per un attimo dimenticare che c'erano delle cose irrisolte dentro di me, ma che poi sono saltate fuori. Quello che io pensavo di risolvere, diciamo, ammettendo a me stesso e dicendolo agli altri e parlando del mio orientamento sessuale, in realtà rimaneva lì. Quindi la mediocrità, la bassa autostima, tutte cose che in realtà io poi ho capito dopo essere collegate anche alla tendenza omosessuale, ma non avevo questa consapevolezza. L'incontro con Dio ha cambiato tutto. Ha cambiato tutto perché a 30 anni ho riscoperto che c'è un Dio innanzitutto che mi ama, che ci ama, e questo è stato il primo passo verso quella libertà di cui parlava Padre Salvo prima, perché ho scoperto che c'era un amore che non dovevo meritarmi, che non dovevo fare nulla per meritare questo amore. Ho iniziato quindi un cammino sul piano spirituale, non solo di formazione, ma che ha coinvolto però tutta la mia persona a 360 gradi. Nulla è rimasto diciamo, fuori da questo cambiamento, e tra le cose più significative in quegli anni che ho potuto sperimentare è stato incontrare un gruppo di amici, di fratelli, ci chiamavamo proprio un gruppo dei combattenti, che mi hanno fatto una proposta, anzi la proposta è arrivata da un amico che è uno scrittore che si chiama Giorgio Ponte, e che ci ha detto: perché non facciamo una battaglia insieme? Questa battaglia verso che cosa? Verso appunto la libertà interiore. Ci siamo quindi messi insieme virtualmente, eravamo fratelli da diverse parti d'Italia, quindi non tutti diciamo qui in Sicilia, e che ognuno aveva i suoi problemi, tutti ognuno diversi l'uno dall'altro, ognuno aveva la sua battaglia, chi appunto quella della bassa autostima, chi quello dell'autostima eccessiva, che anche quella è un problema, chi quella di una mancata accettazione del proprio corpo o di un cattivo rapporto col proprio corpo, per non parlare delle dipendenze da lavoro, da pornografia, da masturbazione, da sesso. Ecco, ognuno con età diverse anche e con stati di vita diversi. C'erano persone sposate, c'erano persone single e anche sacerdoti che si sono messi in discussione e hanno fatto parte di questo gruppo di combattenti. Bellissimo, ci fermiamo qui per qualche istante, quindi siamo arrivati al gruppo dei combattenti. Restate con noi perché la storia qui si fa avvincente, affascinante, interessante, e sono certa che tanti di voi si incuriosiranno per quello che noi adesso racconteremo, perché questo gruppo di combattenti poi è arrivato a delle conclusioni, c'è un podcast di cui parleremo. Quindi aspettateci, restate con noi, fra pochissimo torniamo. Eccoci tornati, liberi sì ma da se stessi. Stiamo ascoltando la storia di Gaetano Luca, un ragazzino cresciuto in un ambiente familiare rigido, dove andava bene a scuola perché bisognava impegnarsi, meritarsi il plauso dei propri genitori, una famiglia diciamo che tutto sommato anche abbastanza normale, tranquilla, con tante figure femminili, nonne, zie, sorelle, insomma la figura del padre forse anche un po' rigida. Gaetano poi scopre di avere delle tendenze omosessuali e però scopre anche la figura di Cristo, di Dio. E siamo arrivati a questo punto della storia. Si crea un gruppo di combattenti perché si è alla ricerca di una libertà interiore. Okay? Esatto. Questo gruppo di combattenti incomincia ad avere a fissarsi degli obiettivi che sono delle vere e proprie sfide. Voi parlate di questo. Esatto, le chiamavamo e le chiamiamo ancora così. Nella sostanza, per essere concreti, ci siamo messi insieme in un gruppo su WhatsApp, come si fa con gli amici, con la differenza che non è che parlavamo. No, la mattina ognuno di noi metteva quelle erano le sue sfide per quella giornata, e quindi obiettivi concreti, cose da fare, momenti da vivere, che riguardavano 5 ambiti relazionali.
la relazione con se stessi, relazione con Dio, la relazione con gli altri uomini, la relazione con la famiglia e la relazione con le altre donne. Le dico in quest'ordine perché c'era anche c'è una progressione, cioè prima di arrivare a sperimentare, ad affrontare magari il rapporto con la famiglia, ad esempio di origine, è chiaro che va affrontato prima un lavoro con se stessi, va affrontata e vissuta la relazione con Dio, ci vuole un sostegno, un appoggio anche da parte degli amici. E la sera poi ognuno scriveva un report e diceva com'era c'era andata. riuscito, non c'era Esattamente, l'indomani si ripartiva. Beh. Sì, questo è stato un cammino che è durato quasi 3 anni. Da questo poi è nato un podcast Sì, che assolutamente. io ho ascoltato perché si può trovare su YouTube ed è, vi assicuro, molto non solo divertente perché comunque si sorride, però si riflette tantissimo e si chiama A2A2, 2 scritto a numero. Ci siamo? Esatto. Cosa Ci succede siamo. in questo podcast? L'idea appunto Gaetano Luca assieme a Giorgio Ponte, Giorgio esatto, Ponte che è uno scrittore di cui abbiamo che aveva poco fa avuto quest'idea del gruppo dei combattenti e che mi ha appunto proposto, dice, ma perché non raccontiamo a tutti, non restituiamo con un racconto quello che noi abbiamo vissuto in quegli anni, rivolgendolo quindi a persone cristiane, non cristiane, a uomini ma anche a donne. Questa è stata una cosa che ci ha sorpreso perché il podcast appunto si chiama A2A2, il podcast degli uomini liberi. A2 perché non si può fare da soli, così come noi ci siamo messi in gruppo bisogna essere almeno in 2 per fare questo, per iniziare questo cammino dei combattenti, questo insieme di sfide e questo sostegno reciproco. Ma cosa vi ha portato? Perché Gaetano, lei ha iniziato questa sfida anni fa quando ha scoperto che non era la sua vera realizzazione quella di trovare come dire, l'amore della sua vita, se posso dire così, o no? In realtà è forse proprio il desiderio di trovare un amore vero, anche di vivere un amore non umano, ecco, di imparare anzi cosa significasse amare, mi ha portato a questo cammino, e un po' a tutti, perché ci siamo resi conto che ognuno preso dalle sue schiavitù, in realtà sì, magari c'erano delle relazioni, c'erano state per molti anche delle relazioni, ma non sapevamo amare perché non eravamo liberi, e quindi imparare ad affrontare, a vivere ad esempio le amicizie con le persone dello stesso sesso in modo sano, riscoprire il rapporto con la famiglia, tutto un percorso graduale che che avevamo come obiettivo a partire dal lavoro su noi stessi. Non è facile, come dire, in chiesa trovare dei sacerdoti, delle persone che sappiano accogliere, capire, seguire. Don Bucolo, sto dicendo qualcosa di sbagliato? Sì, in realtà non è semplice, perché uso il termine sfida, è una sfida grande, perché oggi purtroppo potremmo dire ci si scontra dinanzi a 2 eccessi che sono agli antipodi, come il pendolo. Da un lato la grande difficoltà di accogliere una persona che si trova a vivere questa situazione, quindi quasi, uso un termine, quasi uno scandalo, una cosa innaturale, una cosa che inaccettabile, ineccepibile, no? Quindi una situazione molto, molto rigida, questo soprattutto decenni addietro, ma anche oggi a qualche parte. Dall'altra parte quello possiamo dire di relativismo, oggi molto imperante nella cultura di oggi, in cui va bene, ok, che problema c'è, è normale, non c'è nulla, alla fine sono cose che succedono, quindi più che di accoglienza, di approvazione. In realtà, ed è questa la linea che un po' Gaetano, un po' Giorgio prendono, quella della verità, ma nell'amore. La verità, perché c'è una verità del nostro corpo maschile e femminile, dinanzi alla quale noi abbiamo tutti una responsabilità, siamo chiamati a saper leggere, a saper interpretare, ma soprattutto a dare voce al nostro corpo. Dall'altra parte nell'amore, perché siamo tutti fragili, siamo tutti deboli, abbiamo bisogno di camminare, abbiamo bisogno, ed è questa la cosa bella, 2 a 2, perché nessuno di noi può fare la battaglia da solo. Il fatto che
il percorso si chiama 2 a 2, ma il fatto che anche Gaetano fa il percorso con altri è perché si impara ad amare stando con gli altri nella fraternità. In realtà, ed è questa la cosa importante, perché liberi da se stessi? Ma la libertà ha una finalità, non la libertà per la libertà, attenzione. Noi a volte pensiamo che il fine sia la libertà, no, la libertà è lo strumento, è il mezzo, perché in questo caso Gaetano possa veramente amare. Perché come dice, e qui cito un Papa santo a me molto caro, San Giovanni Paolo II, il quale dice che tutti abbiamo la vocazione primordiale all'amore, ad amare. È chiaro, se Gaetano non ama, se Gaetano non vive la sua chiamata all'amore, Gaetano non si sentirà mai libero. Per cui è un percorso che aiuta realmente, concretamente, a vivere l'amore, ma anche a concretizzarlo. Per cui è vero, nella Chiesa bisogna molto lavorarci, perché siamo chiamati tutti, chiamo anche me sacerdote, a questo stato di conversione. Siamo chiamati a convertirci a una realtà umana che solo e soltanto Cristo può illuminare nella sua verità. Quindi Gaetano, Cristo nella sua vita cosa ha comportato? Ma per ricollegarmi un po' a quello che diceva Padre Salvo, sicuramente mi ha indicato una strada, quella dell'amore, che non è come lo intendiamo noi, appunto molto spesso ridotto a un sentimento, a un'unione o a una relazione. O a qualcosa di fisico? O semplicemente, su quello penso che siamo tutti d'accordo, che solo la parte, diciamo, fisica e sessuale non è amore, penso che su questo possiamo almeno essere tutti d'accordo, però neanche appunto solo la relazione. E Cristo mi ha insegnato una cosa più bella, come dice lui, che non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Ecco, io voglio imparare a fare questo. Questa è la mia battaglia di ogni giorno. E aiutate altre persone, altri uomini o donne in realtà a scoprire la figura di Cristo? Allora, la cosa bella è che dal podcast, che appunto si trova sia su YouTube ma anche in tutte le piattaforme digitali, da Spotify a Spreaker, appunto noi lasciamo sempre i nostri contatti, email sui social e insomma sono nati dei gruppi spontaneamente. Il primo gruppo è nato a Genova, un gruppo di combattenti, cioè di persone che un ragazzo, Emanuele, ha mandato il podcast dei suoi amici, dice perché non facciamo anche noi questa cosa? E così ne sono nati anche altri, uno a Milano, uno in Veneto. È arrivato a un certo punto il primo gruppo veramente che è nato con nostra grande sorpresa, è stato un gruppo di combattenti donne che, ascoltando questi temi e declinandoli sulla invece identità femminile, perché non è la stessa cosa ma si può fare appunto adattando le sfide, sono nate e si sono messe insieme a fare le sfide. Attualmente c'è un gruppo, diciamo, ufficiale che seguiamo io e Giorgio, e poi stanno nascendo spontaneamente, c'è un altro gruppo nelle Marche di gruppi di uomini che si mettono insieme per combattere le loro sfide quotidiane. Ma le sfide si vincono? Cioè 1, 2, 3, 4, 5 o poi si torna un po' indietro, poi si ritorna adesso in che sfida stiamo facendo? In che sfida siamo? Io parlo ad esempio, una delle sfide che con tanti uomini noi proponiamo e che io stesso per primo propongo ogni giorno, ad esempio nell'ambito delle sfide con me stesso, del rapporto con me stesso, l'importanza per un uomo dello sport. Dell'attività fisica, non però per benessere, perché fa bene ai muscoli, alla schiena o tutto quello, che sicuramente sì, ma proprio per riscoprire il rapporto col proprio corpo, con la propria forza e anche la relazione con gli altri, perché negli sport c'è anche questo aspetto, negli sport di squadra o di combattimento per l'appunto c'è anche questo aspetto della relazione. Ma quindi è in un certo senso fare pace anche col proprio corpo? Assolutamente sì, quello è il primo livello, diciamo. Quella è la prima sfida? Beh sì, perché tanti, no, cioè io parlo anche con tanti uomini, no, che non sono contenti del proprio corpo, con tante donne, o la pancetta o questo, anche guardarsi, molto spesso però perché gli altri ci hanno detto questo. Ecco, invece quello che noi facciamo è guardarci o imparare a guardarci con gli occhi con cui ci guarda Dio,
che sicuramente ci ha fatti belli tutti, ma non sta lì a guardarci la pancetta. Se poi io sento che devo dimagrire perché voglio stare meglio con me stesso, va bene, ecco, ma non è quello il punto. Bene, Don Bucolo, cosa possiamo dire a conclusione di questa nostra trasmissione? Allora, quello che vorrei dire è quello di un po' divulgare questo podcast a due di Uomini Liberi, che per me è uno strumento straordinario di apertura nel modo di pensare la vita, pensare la nostra dignità di uomini e donne e soprattutto affrontare le sfide concrete, perché la cosa bella non è soltanto dare insegnamenti, ma concretamente proprio come vivere la propria vita. E poi l'altra cosa, quello di, soprattutto all'interno della Chiesa, avere una profezia nel modo di affrontare la problematica della identità di genere e orientamento sessuale, perché, e qui bisogna dire una cosa importante, c'è una verità del maschile e femminile, ma c'è anche una realtà che ci richiama sempre a lavorare per possedere noi stessi. Quindi io credo siamo tutti in un cammino di guarigione. Dire che si è arrivati pienamente potrebbe essere un po' troppo forte, però orientare il nostro cammino verso un qualcosa che ci porta sempre più a riappropriare noi stessi, questo diventa importante. Ma anche per me sacerdote, lo posso ben dire, io vivrò benissimo, ne sono pienamente convinto, il mio essere padre, il mio essere sposo della Chiesa, il mio essere prete, lavorando sulla mia mascolinità, perché non è vero che un sacerdote fa il suo servizio perché è quasi asettico, appassionale, asessuale. C'è la mia mascolinità, c'è la mia virilità, anzi più metto la mia virilità nel mio sacerdozio, più credo posso trasmettere la bellezza di Cristo nel servizio che il Signore mi chiede. Ascoltando uno dei vostri podcast, lo ripetiamo a due scritto a numero, Giorgio Ponte, col quale Gaetano conduce questo podcast, diceva: nell'altro uomo io cercavo l'uomo che dovevo essere io, no? Quindi c'è questa ricerca quasi a specchio, perché non si è, lui dice, è la sua esperienza, non avevo bene contezza di chi fossi io, avevo come figure di riferimento maschili il papà forse troppo rigido, comunque non aveva fatto pace con se stesso, quindi negli altri si cerca in fondo l'uomo che si vuole essere, è così? Sì, questo è assolutamente quello di cui noi siamo convinti e che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, e quindi questa ricerca di se stesso nell'altro e anche questa ricerca nell'altro di tutto ciò che io penso di non essere come uomo, quindi con una volendo anche invidia alla base, no? Io penso di non essere abbastanza uomo e quindi ricerco quello che penso che manchi a me nell'altro. Bene, quindi poi c'è stato l'incontro con il Signore e il termine amore ha acquisito come dire, un valore diverso. Sì, esatto. E quindi le sfide continuano, ovviamente, i combattenti continuano ad esserci e noi ringraziamo Gaetano per averci donato questa sua testimonianza, questa sua esperienza di vita, che spero possa, come dire, essere d'aiuto a chi ci sta ascoltando. Il podcast veramente è per tutti, perché invita davvero a riflettere su tantissime tematiche. Non pensate che sia qualcosa di settoriale, ghettizzante, assolutamente no. Grazie Don Bucolo. Ci rivediamo alla prossima puntata con altri argomenti, altre sfide, perché anche noi qui lanciamo delle sfide, perché cerchiamo di sovvertire a volte certi luoghi comuni, certi modi di pensare, anche certi pregiudizi. Grazie a voi che ci avete seguito fin qui, alla prossima.